Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen. Buondì. La storia de Aghe, dai nostri paesi, è peade intorno al chiatassi. Provate a pensare una volta all'era il suoi, dal mies de place, quella che gli entrava e che gli esceva. Lì e portavano a bevi gli bestis, lì le femmine e levavano a lavare, che i quadripecios che avevano. Lì si chiatavano per sapere le notizie di tutto il paese. All'era il poch, e sapete che Mosè la chiatà della femmina lì dal poch, Cristo la chiatà della Samaritana lì dal poch. Il poch all'era un puesto anche dai nostri paesi, dai nostri borghi, là che si chiatavano insieme. Dopo hanno inventato la pompe. Gli pompi si erano dentro i tessandroni, là che erano poi famei, sapete, da urdi che il portone che è sulla strada si slunghe l'androne. Lì erano le pompe, io sono nasciuto un cortile così, là che a binore lì de pompe si chiatavi, si faceva che tutti avevano di lavarsi la muse. E quando era ignoto, si lavavasi lì de pompe anche i pis. Ha tu capito? Dopo, il secolo passato, hanno inventato l'acquedotto. Laghi e lade in chiesa, si lavava in chiesa. E allora è finito il chiatassi. Che anzi, ti hanno detto che l'aghe de pompe non era di bevi. Per secoli hanno bevuto l'agua. Beh, allora, come per bevi, hanno inventato l'aghe minerale e l'aghe disin dall'acquedotto e ieri state parlava i plas, parlava i peccios, per tirare l'aghe e per bevi hanno inventato anche la chiasuta del sindaco, la chiamano così, lì che si vende l'aghe, si vende che costa poco, per l'amor di Dio, lì che in qualche forma si può tornare a chiatarsi dai paesi, là de aghe del sindaco. Non stai a perdere queste occasioni. Aghe e chiatarsi sono sempre stati un'occasione di vivere insieme. Mandi, buone giornate e buone vite.